Si torna alle urne, questa volta nel segno dei ballottaggi. Lo scorso 9 giugno 75 comuni del Vicentino sono stati chiamati a eleggere sindaci e consiglieri comunali. In provincia 4 centri con più di 15.000 abitanti vanno al ballottaggio. Bassano del Grappa è il comune più popoloso con oltre 42.000 abitanti, seguono Schio con 38.500, Valdagno con 25.700 e Montecchio Maggiore con 23.200. Si vota domenica 23 giugno dalle 7 del mattino alle 11 di sera e lunedì 24 giugno sempre dalle 7 del mattino alle 3 del pomeriggio. Poi lo spoglio inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi. Al secondo turno la preferenza deve essere espressa unicamente per uno dei due candidati alla carica di sindaco, tracciando con la matita un segno sul rettangolo in cui è scritto il nome del candidato scelto. Non è ammesso nei ballottaggi il voto disgiunto, quindi non si può votare per un candidato alla carica di sindaco e contemporaneamente per una lista non collegata a quel candidato. I ballottaggi dunque sono l'ultimo atto delle amministrative 2024. Da lunedì anche Bassano, Schio, Valdagno e Montecchio Maggiore eleggeranno i loro sindaci.